Ragioniamo invece, e vi rubo solo pochi secondi, ma qualche volta, e questa volta particolarmente i numeri aiutano, per capire la gravità dell'impatto occupazionale. È ovvio, non mi riferisco ai singoli, perché è chiaro che nei confronti di chi perde il posto di lavoro soltanto vicinanza, solidarietà e l'impegno a trovare una soluzione vanno dispiegati. C'è tante stupidate, il lavoro non c'è, neanche in province autonome, stanno addirittura all'estero per trovarlo. Questo non è assolutamente vero, perché per due ragioni. La prima è che questa è una crisi dove siamo sotto del 15% rispetto agli standard prestativi. Dire uno che perde il posto di lavoro, siamo sotto gli standard, cioè un attimo uno perde il posto di lavoro, no, è il caso lei se ne sta occupando, è il caso Fabio, però non si può neanche continuare a mescolare sempre razionalità e sentimentalismo. Sono due cose serissime ma che vanno trattate diversamente. I numeri implacabilmente dicono che il risultato della disoccupazione nel Veneto del 2008 è 2,6, immaginando la più terribile delle regressioni del nostro PIL. Potremmo immaginare il raddoppio? La triplicazione, la quadruplicazione, arriviamo al 10. Il 10 significa attestarsi sulla metà della disoccupazione che abbiamo senza conflitti sociali laceranti, gestito a metà degli anni 80, da un lato. Dall'altro, questa, ripeto, essendo una crisi nuova che non vede le imprese italiane ferite in termini di capacità competitiva di stare sul mercato, sono ancora le migliori, ma non possono evidentemente esitare prodotti a fronte di un contesto internazionale che non li chiede. Intanto si sta ragionando di dati a consuntivo e comunque ricordiamoci che dentro i dati... che peggiorano di 4 volte... Però, dottore, mi lasci fare il ragionamento. Allora, dietro i dati ci sono persone in carne e ossa. Chiaro? Primo. Ma lo sappiamo tutti, non è che la retorica appartiene solo a te, Paolino. I lavoratori stanno a cuore a te, come a Bortolotti, come a te, come a te. Se parla, dottore, se parla chi alza più la voce, io non ho problemi di alzare la voce. Devo alzarla, perché non avete la verità in tasca. No, ma neanche tu hai solo i lavoratori in tasca, No, bisogna che lasciamo parlare. Sto facendo parlare tutto, ma è insultante questo ragionamento. Sto facendo un ragionamento. Parlate del 2,6 di disoccupazione, che è un dato relativo alla fine del 2008. Adesso siamo già ai 4, stiamo navigando verso il 5 e ci sono un sacco di persone in cassa integrazione. Oppure ci sono persone che non sono neanche segnate dalla disoccupazione perché avendo dei rapporti di lavoro che quando cessano non hanno la disoccupazione, non prendono un becco di quattrino e questi non fanno statistica. Allora, cosa vogliamo? Aspettare che ci vengano sotto casa o sotto casa di chi ha i soldi a rubare qualcosa perché non vivono, oppure interveniamo prima? Io non sto... Ma di che paese stai parlando? Della Bielorussia? No. Ma non lo so. Adesso finisco il ragionamento. Ti ho sempre stimato, ti ho sempre considerato una persona di una straordinaria serietà. Il problema non è di stima. Ma stai dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Stai descrivendo uno scenario che è da Ghana, da Burkina Faso. Sulle aziende medie che ci sono in provincia di Treviso e nel Veneto, che sono in crisi, dalla Berco alla Plastal alla Fervet, tra poco, questa sera hanno annunciato che anche la Rosinol presenterà un piano di riorganizzazione alla tecnica. Dietro a questo sistema ci sono famiglie che potrebbero allargarsi la casa ma che non hanno i soldi per farlo, chiaro? Allora premesso questo, mi fate finire il ragionamento, poi io non parlo più, se volete. Allora il ragionamento è questo: tu allarghi la casa, spendi dei soldi, facciamolo nel modo migliore. Questo, se va bene, farà sì che ci saranno meno disoccupati nell'edilizia, non in più, meno, perché da quando si sono chiuse le grandi opere, compreso il passante, c'è stato un calo del 40%. I comuni hanno fatto i piani regolatori, facendo un sacco di case per prendere oneri urbanistici, per prendere oneri urbanistici e per prendere IVA, l'ICI è stata tolta, oneri urbanistici non arrivano più. Barbiero, fermiamoci